Partita senza storia terminata 3-0 con questi parziali 25-12, 25-6, 25-11. Una SEAP che ha battuto come un uragano le giovani ragazze del Battipaglia. Sabato prossimo, ultima di campionato, la SEAP affronterà il Giarre fuori casa, poi pausa e testa ai playoff dove la squadra di Paolo Collavini si giocherà la promozione nella categoria superiore. Ad andare in Serie B1 meritatamente è stata invece la squadra di Santa Teresa di Riva che ha sconfitto in casa la Mediolanum di Pizzo Calabro. La SEAP Pallavolo con il suo presidente Nino Di Giacomo e l'intero staff si è congratulato con la società per la brillante promozione in Serie B1. Molto intensa invece la presenza di Franco Bertoli da qualche giorno in città ed ospite speciale della SEAP, presente alla partita con il Battipaglia al Pala Nicosia. Sono estremamente felice di essere ad Agrigento ospite del mio grande amico Nino Di Giacomo della grande famiglia della SEAP Pallavolo Arragona, ha dichiarato Franco Bertoli. Ho trovato un ambiente bellissimo ed una società molto organizzata alla quale auguro di continuare a vincere per arrivare presto in Serie A. La SEA Paragone è una società con un modello di gestione moderna e criteri innovativi. Poi è stata una bellissima emozione ritornare al Palasport Nicosia, dove con la gloriosa maglia della Panini Modena ho sfidato il sestetto agrigentino in Serie A1. Ho ricordi di partite bellissime di fronte ad un pubblico molto caloroso.